Siamo in collegamento con il dottor Enrico Zanetti, esperto fiscale ed ex vice ministro dell'economia e delle finanze. Buongiorno, dottor Zanetti. Buongiorno a voi. Ecco, le chiederei inizialmente di commentare questa giornata. Oggi tutti i giornali parlano di lunedì nero per i commercialisti, per gli studi dei commercialisti. Ecco, lei come vede questa situazione e tutta la polemica che si è creata in merito a questo tema della non proroga del versamento delle tasse per gli studi commercialistici? Beh, è una giornata indubbiamente molto complessa per chi di professione assiste, dal punto di vista fiscale, le piccole imprese, le partite IVA individuali, perché, era un po' attesa, quasi data per scontata, una proroga al 30 settembre dei termini, non solo per i versamenti, perché non c'è solo un aspetto di Sì, cassa, sì, ma sì. anche per i conteggi che servono a calcolare quei versamenti, ed è una questione questa più prettamente lavorativa degli studi dei commercialisti, una proroga al 30 di settembre. La si è attesa fino all'ultimo perché è purtroppo una consuetudine di tanti e tanti anni che queste proroghe vengano concesse all'ultimo secondo, e quindi fino all'ultimo secondo utile si è sperato arrivasse, ed è stata data un po' per scontata perché tutto sommato anche in altre annualità questo tipo di proroghe sono arrivate per i conteggi delle piccole imprese, quelle che prima avevano gli studi di settore, adesso hanno gli ISA, quindi diciamo fino a 5 milioni di euro di fatturato, nonché per tutte le partite IVA individuali fino alle più piccole, i cosiddetti forfettari. L'anno scorso, ad esempio, in condizioni molto più semplici di scenario generale, questa proroga al 30 settembre era stata concessa perché c'erano stati alcuni problemi procedurali nel rilascio dei software, quindi si era andati al 30 settembre. Quest'anno, pandemia, lockdown, studi chiusi, smart working più o meno difficoltoso, una marea di pratiche straordinarie per assistere nelle casse integrazioni e nelle richieste di contributi a fondo perduto le imprese che sono ancora tuttora in corso. L'insieme di cose faceva pensare che perlomeno una proroga identica a quella dell'anno scorso, non diciamo di più, almeno quella, come faceva a non arrivare? Lei si immagina uno Incredibilmente non è sciopero? arrivata. Lei si immagina uno sciopero della categoria dei commercialisti? Se leggiamo anche le dichiarazioni di queste ultime ore dei vertici nazionali, sia di tipo sindacale che di rappresentanza istituzionale, sono delle dichiarazioni di inusuale veemenza. Però ripeto, stiamo parlando di una proroga che anche in altri anni, fino al 30 settembre, è arrivata talvolta, ad esempio è arrivata l'anno scorso. Cioè è difficile davvero far credere, ed è anzi, oserei dire, è pericoloso dare il messaggio che in questo momento le casse dello Stato sono talmente evidentemente in difficoltà da non poter fare una cosa che è stata fatta anche in anni normali, perché questo tipo di messaggio, a mio avviso, è anche irresponsabile nei confronti dei mercati. Ma quanta paura sta creando questa crisi di liquidità legata al blocco dell'economia che si è verificato con il coronavirus, con la pandemia? Spaventa veramente il governo italiano e il governo europeo. È inevitabile che ci sia forte preoccupazione. Ovviamente il salto di qualità, la differenza sarà ove dovesse esservi un secondo lockdown, che naturalmente nessuno vuole neanche immaginare, perché è chiaro che se abbiamo avuto solo un passaggio a vuoto, ancorché durissimo, nei passati mesi, ma poi, ancorché con molte difficoltà, esigenze di convivenza con il virus, l'economia continuerà il suo cammino di lenta ripresa, come tutte le stime prevedono già per il 2021 e il 2022, avremo una situazione complessa, molto complessa, perché da ottobre sarà veramente, non c'è più il sole, il mare, piove e la gente farà i conti, però gestibile con un piano di aiuti straordinario. È ovvio che se invece avessimo non un 2021 e un 2022 di graduale recupero della gravissima perdita del 2020, ma di ulteriore perdita o anche soltanto di stagnazione, il buco si allargherebbe a un livello tale da diventare veramente difficile da gestire anche con risorse straordinarie. Non è questione di essere ottimisti o pessimisti, bisogna cercare di porre in essere tutti i rimedi possibili in condizioni di sostenibilità. Adesso è inutile guardare a questi scenari così drammatici, questi scenari vanno gestiti sul piano sanitario, facendo in modo
che non sia necessario, ancorché magari davanti a riprese di contagi, non sia necessario richiudere il paese. Sul piano economico quello che va fatto è mettere il più possibile in sicurezza l'economia per le perdite subite quest'anno e creare le condizioni per cui quelle riprese stimate sul 2021, 2022 e poi 2023 possano essere addirittura più robuste, se possibile, o quantomeno confermate.